Peccato. È questa la parola che più di ogni altra sarà echeggiata negli spogliatoi del Matera, protagonista insieme al Molfetta dell'ultimo derby del girone di andata nel raggruppamento C. È finito 0-0 l'incontro tra un aspirante grande, il Matera, reduce dalla vittoria corsara ottenuta a Bisceglie, ed una compagine, il Molfetta, cui l'area d'alta classifica sembrava aver prodotto un effetto tanto deleterio da costringerla a perdere per strada ben 7 degli 8 punti a disposizione negli ultimi 4 incontri. Partita delicata per tanti motivi dunque, e resa ancora più interessante dal confronto diretto tra gli allenatori Di Benedetto e Giannattasio, considerati tra i santoni della C2. In ossequio ai due timonieri, il confronto ha vissuto una prima mezz'ora di impronta prettamente tattica, con contrasti a centrocampo, gioco alquanto confuso e continui rilanci, condita solo di tanto in tanto da occasioni materane, come al quinto, quando una punizione di Caputo ha sfiorato la traversa molfettese, o al 27esimo, allorché è stato Januale ad esaltare con un colpo di testa centrale le doti di Roca. Al 34esimo minuto però, quella che si avviava a diventare una brutta gara ha cambiato ritmo, facendo registrare una crescente pressione materana. Il fiato alle trombe locali è stato dato dal trio Delia, Di Gregorio, Giullo, autore di un cross parato però dal portiere ospite. 4 minuti più tardi è Ciullo ad approfittare di un malinteso tra Tridente e Magrini. Peccato però che Delia non abbia fatto altrettanto davanti al numero 1 barese. E ancora 39esimo, servizio di Caputo per Januale e tentativo ancora bloccato, manco a dirlo, da Roca. Quindi ecco due episodi che avrebbero potuto cambiare il risultato. Prima un tiro cross di Delia che colpisce la traversa ospite senza che il pallone entri in rete. Poi l'occasionissima molfettese capitata al 43esimo sui piedi di Del Zotti, ma finalizzata alla mai dire gol. La sagra dello spreco è continuata nella ripresa, complice ancora Roca, sicuramente tra i migliori dei suoi, autore di una deviazione su De Gregorio, oppure la precipitazione, cattiva consigliera ancora di Januale, che al 13esimo conferma la sua cattiva giornata, spedendo a lato clamorosamente. Giusto il tempo di far registrare un'altra occasione per i pugliesi, ma Miccola non sa approfittare dello sbilanciamento difensivo avversario e la pressione bianco-blu si trasforma in assedio, tanto incalzante quanto improduttivo per la precipitazione e l'egoismo di alcuni elementi locali. Accade così che, come suol dirsi, l'elefante partorisca il classico topolino. Nel caso, il tiro di De Solda al 36esimo è l'ultimo disperato tentativo di marcatura di De Gregorio allo scadere. Al termine un dubbio ha prevalso. Per i biancoazzurri lo 0-0 è valso un punto guadagnato o perso. Sentiamo i due allenatori. Ma è un punto di cui avevamo bisogno. Certe volte è l'imponderabile del calcio. Noi magari oggi, rispetto a tutte le altre partite, sul piano tecnico abbiamo disputato forse la più brutta rispetto alle altre 4, però abbiamo raccolto un punto. Non serve, tutto sta a chiudersi nello spogliatoio, guardarsi in faccia e capire quali sono stati gli errori e farne tesoro per affrontare le altre gare con un po' di ardore in più e convinzione.